Vicepresidente Riccardi, oggi a Peteano è il ricordo di una strage che vide morti 3 carabinieri nel 1982, una memoria ancora viva. È importante che un paese abbia questi ricordi. Sono passati 46 anni, però oggi la partecipazione all'emozione era importante e quindi io credo che un paese debba avere questo valore del ricordo, il ricordo di questi 3 servitori dello Stato che sono caduti nell'adempimento del loro servizio, e quindi il dovere è anche nostro di essere qui a ricordarli, tra l'altro anche ringraziando loro del loro servizio e di tutti le donne e gli uomini che lavorano e mettono a rischio la loro vita per la sicurezza di questo paese. È un ricordo e una gratitudine particolare all'Arma dei Carabinieri, che qui viene ricordata con questi 3 suoi servitori e che garantisce la sicurezza in tutti gli angoli di questa regione. Un davvero grazie da parte della nuova giunta regionale. Comandante, oggi il ricordo commosso, partecipato dei 3 carabinieri uccisi nella strage del 1972, una memoria ancora viva. Sì, certo, sono passati 46 anni, la memoria è ancora viva perché è stata una strage efferata, un gravissimo fatto che ha coinvolto i nostri 3 militari in un periodo in cui la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica era indubitabilmente non molto chiara, e quindi, ma non è questo che ci può far ricordare l'episodio in una chiave di giustificazione dell'avvenimento. L'avvenimento non si può giustificare, l'avvenimento è stato gravissimo, è stata una tragedia per le famiglie, è stata una tragedia per l'Arma e noi abbiamo l'obbligo, assieme a tutte le altre istituzioni statali che anche quest'anno ed anche in questa sede sono state protagoniste e partecipi e presenti, abbiamo l'obbligo di rinnovarlo, di ricordarlo, perché le generazioni future possano capire e comprendere cosa significhi l'amor patrio, cosa significhi la dignità professionale e personale, cosa significhi l'amore per la collettività, l'amore per la gente, l'immolare la propria vita per una comunità che è molto riconoscente, come al solito e come sempre. Di questo noi siamo profondamente grati. Comandante, il suo saluto commosso anche ai parenti, in particolare le 2 vedove che lei ha detto fanno parte della famiglia dell'Arma. Noi siamo sempre stati e lo saremo anche in futuro molto attenti ai caduti dell'Arma, alle vedove ed agli orfani dell'Arma. In questa circostanza lo siamo molto presenti, saranno sempre accanto a noi e noi faremo il possibile per assisterli non solo dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista della partecipazione e della preparazione al futuro loro e dei loro figli.